carica, questo è il campo elettrico e questo è il campo magnetico. Quindi il campo elettrico ci serve per far aumentare l'energia delle particelle, il campo magnetico invece ci serve per farle curvare. Il campo magnetico viene fornito dai magneti superconduttori, che sono quelli in blu, quindi sono anche gli anni, ma vi spiego come servono. E invece le cavità di frequenza sono quelle che forniscono il campo elettrico. Allora, qui a sinistra vedete gli esempi di cavità di frequenza. Si chiama cavità di frequenza perché il principio di funzionamento è semplice. Voi avete diversi elettrodi che si caricano in maniera positiva o negativa. Cioè, arriva il protone che carica positivamente. Quindi c'è prima un elettrodo che si carica negativamente, quindi il protone viene attirato. Appena il protone sorpassa questo elettrodo, lui cambia polarità e si carica positivamente, quindi il protone verrà respinto. Subito dopo c'è un altro elettrodo che fa lo stesso servizio. Quindi fondamentalmente avete una catena di questi elettrodi che cambiano la loro carica in funzione della posizione del protone. E in questo modo lo spingono a muoversi. Ok? Ora, quello che succede fondamentalmente è che voi create un campo che varia. La forma di questo campo è tipo quella di un'onda. Dovete immaginare che le particelle fanno surf su questo. Quindi avete un'onda di campo che si sta spostando e avete i protoni che vengono spinti da questa onda di campo. Ok? Perché ci sarà una parte di campo che li tirerà e un'altra parte di campo che li spingerà. E questo viene prodotto questa serie di elettrodi messi uno in seguito